Io nello spaghetto a vongole ci metto lo zenzero. Spaghetto vongole curry mediterraneo. Per il curry verde, peperoncini, il cipollotto, uno spicchio d'aglio, lo andiamo a pulire e lo andiamo a tritare anche questo. Aggiungiamo il prezzemolo. Non state molto attenti se c'ha o non c'è il gambo. Prepariamo invece gli ingredienti che dovranno rimanere crudi. Un poco di zenzero, peliamo la scorza, lemongrass, togliamo la parte più esterna e lo tagliamo sottile, sottile, sottile. Un altro ingrediente da utilizzare crudo sarà proprio il lime. Via di grattugiata, il 20% di olio di semi sul peso dei vegetali e pronti a una leggera stufatura. Aggiungiamo una punta di peperoncino perché il curry verde originale è molto piccante. Ci aiutiamo con un goccio d'acqua e lasciamo stringere e far evaporare. Noi siamo pronti, mettiamo tutto nel bicchiere e aggiungiamo gli elementi crudi, zenzero e lime. Adesso, anziché il sale, un goccio di colatura di alici. Passiamo tutto a chinois sottile e vi faccio vedere quello che viene fuori. Questo è il risultato finale, profumato, erbaceo, leggermente piccante. È arrivato il momento della pasta. Prima un poco di sale e poi vai lo spaghetto. Però per me lo spaghetto con le vongole, se non è leggermente macchiato. Quindi partiamo con olio, un paio di spicchi d'aglio in camicia ma appena schiacciati, li mettiamo qui dentro, una punta di peperoncino e facciamo stufare dentro giusto 2 pomodorini, un po' di prezzemolo trito che non guasta mai e ovviamente l'acqua delle vongole. Vai, mantechiamo ma poco perché sennò butta troppo amido, non va bene. Mettiamo le vongole solo alla fine. Le vongole giusto il tempo di scaldarle e mettiamo una grattata di lime fresco fuori dalla fiamma e poi un po' di succo di lime nel curry. Come al solito uno è per me e uno è per te. Guarniamo con qualche germoglio di prezzemolo, una grattugiatina di lime finale e per completare il nostro curry verde. Spaghetto vongole curry mediterraneo. Sai che buono? Fate i bravi!